pomeriggio. Io mi chiamo Alberto Vavani, sono un imprenditore non da molti anni. Io ho cominciato la mia attività imprenditoriale a fine Novecento, quindi nel 98, per dire la verità, prima ero un dipendente. Adesso ho una società nel Padovano con 60 dipendenti e ne ho altri 300 in giro per il mondo, quindi tutto sommato mi è andata bene. Io ricopro una carica istituzionale perché sono presidente della piccola e media industria di Confindustria, vicepresidente di Confindustria nazionale, questo da dicembre dell'anno scorso. Prima di arrivare al nazionale ho avuto la possibilità di fare un passaggio in Veneto, quindi sono stato presidente della piccola, quindi delle PMI di Confindustria per il Veneto per 2 anni. E questo mi ha dato l'opportunità di conoscere imprese del Veneto e oggi di approfondire invece le imprese italiane. Quindi Confindustria, per chi non la conoscesse, è un'associazione di imprese private riconosciuta a livello istituzionale con 150.000 iscritti, rappresenta abbondantemente oltre la metà del PIL, quasi il 70% di PIL, quasi 6 milioni di lavoratori e ovviamente all'interno di queste imprese ci sono grandi imprese, ma soprattutto le PMI che sono il tessuto italiano. Anzi, per chi è amante delle statistiche e vuole capire meglio che cos'è questo paese, i numeri che sono abbastanza impressionanti sono di piccole imprese, che significa fino a 10 dipendenti, ce ne sono 3,5 milioni di partite IVA in Italia, di piccole imprese che invece sono quelle definite PMI, perché queste sono microimprese, quelle fino a 10 dipendenti. Quindi di piccole imprese tra fino a oltre 2 milioni di euro, ma fino a 10 milioni di euro di fatturato ce ne sono 183.000, di medie imprese ce ne sono 19.000 e di grandi imprese, ahimè, ce ne sono 3.140. Purtroppo dal 1 gennaio la più grande impresa italiana non ci sarà più, perché la Fiat avrà sede legale e sede fiscale fuori dall'Italia, rimane solo la sede operativa. Allora, io approfitto, visto che è un momento di riflessione, perché io non mi intendo e non voglio intendermi di politica, quindi approfondisco le imprese e presuntuosamente dico che mi intendo di imprese perché conosco tante imprese. Però vi volevo far capire che cosa sta succedendo e perché la politica incide sul mondo economico e quanto il mondo economico incide invece sulla vita di tutti noi. Beh, sapete, noi siamo uno dei paesi che è stato nella storia bimillenaria, quella conosciuta, cioè quindi dall'epoca romana in poi, diciamo, nella storia della civilizzazione del mondo. Siamo stati il paese che è stato il centro del mondo per tanti anni. Noi siamo stati il paese addirittura con la Repubblica di Venezia, la Repubblica più longeva, che è stata di nuovo al centro del mondo proprio dal punto di vista economico, di crescita economica e di gestione politico-economica. La Repubblica più longeva che è durata quasi 1000 anni. Però siamo stati anche il paese delle decadenze, siamo stati il paese delle sconfitte, siamo stati un paese molto particolare che però per 2000 anni ha vissuto sempre di trasformazioni endogene, cioè le cose succedevano dai territori. Tutto cambiava e tutto poteva essere cambiato da quello che succedeva dentro il territorio. Perché? Perché avevamo le risorse, quindi le materie prime erano altre cose. Pensate che una volta si parlava del mercato del sale come un mercato interessante, era un oro, il sale era oro perché era un conservante, quindi valeva tanto quanto altre, come si dice dei cinesi oro. Di punto in bianco, ma questa è una storia molto recente, quindi dal dopoguerra in poi, ma anzi direi che dagli anni 70 in poi, finito un po' il boom economico italiano. In realtà le cose sono drasticamente cambiate e la grande novità è che sono cambiate in modo irreversibile perché non torneranno più come prima. Tutti i cambiamenti che noi vediamo, che viviamo e che dobbiamo condividere e quindi dobbiamo gestire arrivano da fuori, quindi da fattori esotici. Questo perché? Perché, come vi ho citato, non siamo un paese che ha materie prime, siamo l'unico paese nell'Europa, il più grande consumatore mondiale, non produttore mondiale, il più grande consumatore mondiale, dicevo, siamo l'unico paese che non ha materie prime. Perché non faccio un paragone per esempio con la Germania che non ha le materie prime più conosciute o la Francia che non ha le materie prime? Perché una delle materie prime più importanti dal punto di vista a livello economico, sociale e a questo punto anche politico, per esempio, è l'energia. La Germania
e la Francia in realtà sono produttori di energia a basso costo perché hanno le centrali nucleari. Oltre a questo, tanto per dare un'informazione, la Germania è proprietaria di una grossa fetta della più grande azienda del mondo che si chiama Gazprom, un'azienda russa, e quindi in realtà non giochiamo alle stesse armi. Quindi noi siamo un paese, il secondo paese manifatturiero in Europa, un paese con 1.500 miliardi di dollari di PIL, quindi un paese importante, ancora una delle più grandi potenze al mondo dal punto di vista produttivo, che incredibilmente dai fattori endogeni e quindi dalle difese dei localismi, dalle logiche della difesa dei confini, invece dobbiamo interessarci di quello che succede fuori. E chi non ha visione di quello che succede fuori, chi non capisce e chi non sa interpretare quello che succede fuori, non può capire cosa succede all'interno. Allora, questo è importante da capire e non credo di avere assolutamente il tempo, ma nemmeno la pretesa di raccontarvi esattamente cosa sta succedendo in giro per il mondo, primo per due motivi: per la mole di informazioni che vi dovrei trasmettere, la seconda cosa perché i cambiamenti stanno prendendo un'accelerazione tale che nessun economista può dirvi cosa succederà tra 5 anni. Nessuno aveva previsto una guerra tra l'Ucraina e la Russia, ma sapete che cosa significa questo conflitto? È un conflitto che sta decidendo i confini, per esempio, del più grande paese dal punto di vista di risorse energetiche, che è la Russia, anche per estensione, il più grande fornitore dell'Europa di risorse energetiche, quindi parlo di gas in questo caso, ha completamente ristabilito dei nuovi confini con la Russia che decide di fare un contratto di fornitura per i prossimi anni con la Cina di 458 miliardi di dollari e l'America che decide di accelerare con il TTIP, si chiama, è un accordo di fornitura tra il più grande mercato del mondo, ricordo essere l'Europa come consumatore, e uno dei più grandi, perché l'America non lo è, però il più grande per PIL, ma non il più grande produttore perché ormai è la Cina. Dicevo, un accordo che prende un'accelerazione perché l'America, incredibilmente, si scopre un grandissimo produttore di risorse, quindi non solo petrolifere, ma si scopre un produttore di gas con la scoperta dello shale gas, andate ad approfondire che cos'è, comunque una risorsa quasi infinita, dicono, di gas e di petrolio. Quindi l'America vuole vendere petrolio in Europa e tutto sommato per fare questo tipo di accelerazione è abbastanza conveniente l'idea che esista di nuovo un confine. Questo che cosa significa? E ritorno a dirvi per esempio cosa cambierà. L'Italia non è un paese produttore ma è un paese consumatore. Se noi non portiamo a casa il gas dalla Libia, mi risulta che in questo momento ci sia qualche problema, piuttosto che dagli altri nostri fornitori, principalmente sono la Russia, in questo momento qui, noi abbiamo un problema di risorse domani. Domani significa ottobre, settembre, ottobre, si dice che ci sarà un autunno molto caldo nelle decisioni macroeconomiche e che questo potrà fare cambiare di nuovo il percorso geopolitico. Allora, voi pensate che parlando da un piccolo posto come l'Italia, no? Lo 0,83% della popolazione mondiale, piuttosto che da un piccolo comune, piuttosto che da una piccola regione, non possiamo assolutamente non interessarci di quello che sta succedendo in giro, perché questo cambierà tutto, cambierà l'identità, la capacità, la definizione delle nostre imprese, cambierà che cosa andranno a fare i vostri figli, i nostri figli, cambierà l'autonomia economica, la capacità di generare benessere e di distribuire benessere. È un fattore estremamente complicato, estremamente complesso e diffidate da chi vi dà le soluzioni, perché in questo momento ce ne hanno pochi le soluzioni in mano. Non stupitevi che da qui in avanti, questi ultimi periodi, ci siano dei fortissimi interessi da parte di investitori stranieri, perché proprio la macroeconomia che si muove sulla base dei costi dell'energia, quindi ricordo essere gas e petrolio, e ricordo che ha segnato tutto il Novecento, tutto il Novecento è l'epoca fordista dal punto di vista della produzione, quindi la produzione di replica, ma dal punto di vista invece della logica di chi è emerso, ovviamente era la gestione della materia prima che era il petrolio, l'energia, l'automotive, quindi le macchine, l'evoluzione è successa per questo. Dicevo, questo cambiamento darà un rapporto diverso di come le economie, come i mercati, come le imprese si potranno presentare al mondo, che cosa si potrà vendere e che cosa alla fine risulterà di capacità di benessere e di generazione di benessere.
Incredibilmente, sempre dal punto di vista statistico, questo è l'unico paese in Europa che non cresce, ma non cresce da troppi anni. È l'unico paese d'Europa che vive di rendita. È incredibile, perché non ci possiamo di nuovo paragone col famoso benchmark, cioè il caso ad esempio eccezionale che è la Germania, perché è un paese che ha l'82% dei cittadini proprietari di casa, ha 8.500 miliardi di euro di patrimonio e dei 2.100 miliardi che abbiamo di debito, molto più della metà, quasi 1.300 miliardi, sono debito che appartiene a noi, siamo noi che abbiamo comprato i bot e che riceviamo il tasso di interesse dallo Stato che ci paga. Quindi quasi una partita di giro. Siamo però un paese che è in equilibrio precario, perché il fatto che non cresciamo in realtà non è che stia a significare che tutto sommato possiamo conservare questo nostro benessere acquisito e possiamo dedicarci a zappare l'orto, perché non funziona così. È molto complicato, proprio perché la competizione internazionale oggi è talmente difficile, è talmente dura per le aziende, che dal 2007 ad oggi di 55.500 piccole e medie aziende di dimensione internazionale, cioè da 5 a 50 milioni, ne abbiamo perso 8.600, riducendoci a 46.500 più o meno aziende, perdendo 120 miliardi di euro di fatturato e 405.000 lavoratori. Noi in 7 anni abbiamo perso 1 milione di lavoratori, metà sulle grandi aziende quasi, e l'altra metà, ma giusto per essere spannometrici da questo punto di vista, sulle piccole e medie aziende. Quando voi parlate di consumo interno e pensate cosa dicono quei 3 milioni e mezzo di partite IVA, i commercianti, come la vita di paese, voi pensate alla fine, nelle regole nuove dell'equilibrio mondiale, quanto in realtà conti il sistema economico che genera valore aggiunto. Vado a specificare meglio. Se non ci sono le fabbriche che provocano valore aggiunto, quindi trovano le persone capaci che hanno redditività, stipendio, e questo stipendio lo ridistribuiscono andandosi a comprare quello che vogliono, andandosi a comprare non solo i beni primari, ma andando a investire ovviamente nel proprio territorio. Se non ci sono questi, gli altri consumi che voi vedete, le pensioni, gli stipendi statali, gli investimenti dello Stato, sono in realtà, tra virgolette, una partita di giro, nel senso che sono soldi che entrano da una parte e escono dall'altra. Cioè la generazione del PIL, che è una cosa talmente complicata che non credo che nessuno di voi in sala sia capace di sapere che cos'è o come venga calcolato, tanto per dirvi viene anche inserito il sommerso, ed è per quello che tutto sommato l'Italia rientra nelle logiche di equilibrio che ha imposto l'Europa, perché noi con il sommerso riusciamo a mantenere quel famoso di essere sotto il 3%. Dicevo, il PIL non è un indicatore sufficiente, perché in realtà noi negli ultimi 7 anni abbiamo perso 300 miliardi di euro di fatturato, quindi questa è un'azienda globale che fatturava 3.300 miliardi più IVA nel 2008, ma oggi purtroppo ne fattura meno di 3.000 miliardi. Quanto incide, quanto questa cosa vi può interessare e quanto può interessare la politica? Questo è il fattore incredibile per quanto mi riguarda, nel senso che vengo sempre più a conoscenza di fatti, cerco di capire i territori, io visito imprese, negli ultimi 6 mesi ne avevo visitate almeno 3.000, quindi ne ho viste tante, cerco di capire che cosa sta succedendo. In realtà io quello che voglio sollecitare, quindi non solo accetto l'invito, ma come ho detto a Simonetta, partecipo volentieri a questi tipi di discussioni, che ognuno di noi non solo ha un fortissimo interesse a capire, ad approfondire queste cose, ma soprattutto ha una responsabilità enorme. Cioè, voi pensate che tutto sommato oggi sono 22 milioni e mezzo di lavoratori, di questi ce ne sono 3 milioni e 2 che lavorano nello Stato, ma dopo ce ne sono un altro milione che lavorano nelle partecipate statali, no? E c'è una macchina infernale che è quella dello Stato che non rende. In realtà moltissime di queste spese che noi facciamo alla fine erodono tutta quella che è la nostra capacità di aver creato valore aggiunto con le aziende private. Quanto incide questo tipo di logica e quanto devono essere mantenute le aziende private rispetto alle aziende pubbliche? Questo è il vero equilibrio. Allora voi pensate che
chi ha la forza e la decisione di fare una politica industriale, e quindi vi faccio un esempio, per esempio America, con la volontà di dire facciamo reshoring, vuol dire riportare le aziende produttive nel proprio territorio, o un'idea di politica industriale che si chiama back to manufacturing, cioè ritornare al manifatturiero. Quando c'è una decisione molto forte, qui incide la politica, la partecipazione qui è quello che contate voi da questo punto di vista. La partecipazione globale delle persone crede in un progetto paese, investe in un progetto paese e riesce abilmente a creare 200.000 posti di lavoro in 3 mesi, ad avere un PIL che nell'ultimo trimestre ha fatto il più 4%, ma soprattutto una disoccupazione al 6,3%. Voi pensate che il problema della Sicilia, che ha perso 4 punti di PIL negli ultimi 2 anni e ne ha perso 1 quest'anno, non sia un problema che vi riguardi? Il territorio italiano è talmente interconnesso, talmente complesso e talmente difficile che i 18 miliardi di risorse di sovrabbondanza, di surplus fiscale che genera il Veneto, alla fine non ritorna più in Veneto. Ma non ritorna da tanti anni, da troppi anni. Ma non solo, ma la cosa che è incredibile, e qua va tenuta alta l'attenzione e va sollecitato l'impegno di tutti, che addirittura noi abbiamo preso un impegno su uno Stato più grande che si chiama Europa, abbiamo preso un impegno con altri 28 Stati membri di decidere di dare delle risorse con l'1% del PIL. Queste risorse vanno in un Parlamento che si tiene il 10% giusto per la gestione, ne ritorna indietro il 90% ai territori, stabilendo delle regole del gioco che siano uguali per tutti. Le regole del gioco sono degli investimenti che siano produttivi, con degli indicatori produttivi, si fanno dei piani settennali, quindi si dice in che direzione si vanno, stabilendo quali siano i macro trend. Noi di questi soldi che diamo, dell'ultimo settennato, che è il 2007-2000 è finito adesso, 2014, non sono arrivati in Italia 22 miliardi di euro. Se non li spendiamo entro la fine dell'anno prossimo, li perdiamo. Sono soldi nostri che abbiamo dato all'Europa per gestirceli, li abbiamo depositati in banca, ce li deve ritornare con delle condizioni di utilizzo. Siccome noi siamo inefficienti anche sulla capacità di gestire non solo le risorse locali, ma anche le risorse che destiniamo ad qualcun altro che dà dei suggerimenti di come monitorare, noi perderemo queste risorse e sono in questo momento di estrema difficoltà. Sono delle risorse molto preziose. E così dall'8% che noi rappresentiamo come contributori nel sistema Europa diventiamo il primo contributore europeo con il 13% del bilancio europeo, perché i soldi non tornano a casa. Allora, quando ci chiediamo quanto l'aspetto dei singoli, del privato, del cittadino, dell'impresa possa essere autonomo nelle proprie decisioni rispetto invece a quello che incide la capacità di uno Stato giusto, equilibrato, corretto, certo, in questo frangente cominciate a capire che questo equilibrio sta pendendo quasi esclusivamente sulle decisioni dello Stato. Cioè lo Stato è quello che legifera, è quello che tassa, è quello che non perde mai, perché se andate a vedere le statistiche, mentre negli ultimi 7 anni noi abbiamo perso reddito, abbiamo perso per il PIL pro capite, in realtà abbiamo perso tutte capacità di spesa, guadagniamo di meno, anche se guadagniamo gli stessi soldi, ma guadagniamo di meno perché le cose costano di più. In realtà lo Stato, che è il banco, vince sempre, perché ha aumentato le entrate fiscali, ha aumentato drasticamente la tassazione, le ha modificate con le tipologie di tassazione e incredibilmente ha tassato di più i territori più virtuosi. Questa complicazione che cosa sta portando nell'estremizzazione? Allora, vi do ancora 2 dati e se volete che mi fermo qui io non ho nessun problema, ma mi piacerebbe spiegarvi un po' meglio perché vi interessa tremendamente l'interesse. Dicevo, le aziende italiane... Anche per un altro appuntamento. Ma il contributismo ci vuole. Beh, guardi, io sono ottimista per natura perché se no non farei questo messaggio.
però qua in questo paese si confonde il pessimismo, l'ottimismo con il realismo. Io le cose le so e anzi cerco di informarmi su quelle che non so, e su quelle che non so non ne parlo, perché secondo me l'Italia ha un altro di quei problemi che siamo tutti grandi CT, no? E siamo tutti dei tuttologi, quindi alla fine lei apre la televisione e vede che ci sono dei grandissimi opinionisti che le raccontano il problema ma non le raccontano come si risolve. Allora, la grande parte della risoluzione del problema sta all'interno della macchina stampa. Dall'altra parte, se vuole un goccio di ottimismo, in realtà la macchina della capacità che ha elaborato il sistema lavoro-paese, cioè cosa sanno fare le aziende, cosa sanno fare i lavoratori, in realtà in questo momento, per una condizione proprio congiunturale, globale e mondiale, è esattamente quello che vuole il mondo. Oggi il mondo vuole un prodotto bello, buono e ben fatto, cioè un prodotto manifatturiero con una grossa attenzione verso l'estetica. Questo sembra un particolare che riguarda solo il fashion, ma non è così. Quindi sul bello, il ben fatto e il buono c'ha questa derivazione tipica che poi è esattamente la definizione che è questo paese, cioè il food, la grande capacità di espressione attraverso il design, e l'unicità che rappresenta l'Italia come bellezza, che è il suo patrimonio, quindi ovviamente non solo la cultura ma tutto il patrimonio. Però sempre per fornirvi un altro dato che forse vi fa impressione, parliamoci con un altro paese vicino di casa che è la Spagna. La Spagna fa del suo PIL il 15% è il turismo. L'Italia sapete quanto è il PIL che rappresenta il turismo? Il 10%. Voi pensate che noi abbiamo le stesse cose da vendere rispetto agli spagnoli? Allora, io chiudo questo tipo di primo approccio, non so se riesco a fare il secondo perché poi non so se riesco a stare al pomeriggio, però dicendovi questa cosa. In questo momento bisogna salvaguardare le centinaia di migliaia di imprese che sono un enorme patrimonio, sono delle piccole comunità con un'espressione di grandissima capacità. Quando voi perdete un'impresa, quando voi lasciate che un'impresa si spenga, che chiude, un'impresa che viene assalita dalle logiche di oppressione dal punto di vista proprio di insistenza dello Stato ad esagerare, a richiedere troppe risorse in impresa. Quando chiude un'impresa, chiude una scuola e chiude un'opportunità di futuro enorme. Dicevo, in questo momento storico c'è una cosa che è un'anomalia. C'è una capacità di liquidità, una capacità di risorse che è infinita, enorme. Ci sono un sacco di soldi in giro. Non sono in Italia, perché ce ne sono alcuni in Italia, però ci sono un sacco di soldi. E c'è una grande volontà di investire. Allora, per investire in questo momento conviene andare a comprarsi delle aziende manifatturiere e che abbiano il requisito che vi ho detto prima. Quindi pensate che con un equilibrio diverso, con uno Stato che dà certezze, quindi con una politica corretta dal punto di vista di visione industriale, oggi saremo in assoluto, e su questo non ho assolutamente dubbi, il paese più attraente, il paese che potrebbe prospettivamente crescere di più dal punto di vista di capacità di attrarre gli investimenti. Oggi se non vengono è da chiedersi perché. Grazie.